La giornata di oggi che cosa rappresenta per lei? È forse il momento più importante del suo mandato? Beh, sicuramente è un traguardo importante che riassume questi 7 anni di esperienza da sindaco, mettendo insieme due amministrazioni che hanno creduto fortemente a questo progetto e a portare di nuovo il municipio in piazza Pieve di Soligo. È un momento che dedico veramente a tutti i consiglieri e gli assessori che si sono alternati in questi anni per la disponibilità e per quanto hanno fatto, ognuno per le proprie capacità, per rendere possibile questo traguardo importantissimo. Questo è un territorio importantissimo per il nostro paese, ha una ricchezza, una capacità, una storia incredibile, ha dato i nativi, insomma, a dei personaggi illustrissimi che sono tra l'altro alle mie spalle. Ebbene, adesso è il momento chiaramente che dobbiamo credere nella vaccinazione soprattutto, e mi auguro che dalle sedi di questo ufficio, dagli uffici, possa arrivare in breve tempo anche la fine dello stato d'emergenza e finalmente poter aver detto di aver finito, di aver combattuto e vinto questa grande battaglia contro il coronavirus. E poi sempre all'interno di queste stanze arriveranno i prossimi bandi per il PNRR, che sono 221 miliardi di euro per il nostro paese, un paese che sta crescendo di 6% di PIL quest'anno, forse anche di più, il 4% e oltre anche il prossimo anno. È un'Italia che torna ad essere leader a livello internazionale e lì dobbiamo cogliere le grandi opportunità con un territorio che è sempre stato locomotore e che ha sempre avuto un fortissimo senso di comunità, e avere oggi una nuova casa per questa comunità di Pieve di Soligo invita tutti quanti a riflettere che effettivamente è un paese che si sta risollevando con grandissima forza. Cardinal Stella, lei oggi ha ricordato il momento in cui è stato alunno qui in Palazzo Vaccari, adesso è diventato il municipio, ma è stata una scuola per tanti anni. Lei si ricorda ancora i nomi di tutti i maestri? Di tutti quei maestri durante le elementari, mi hanno detto che adesso non sono più le elementari, sono le primarie, però io ricordo che alla fine della prima elementare si sapeva un po' leggere e scrivere, ecco. C'era la passione, la voglia, ecco. Poi queste maestre si dedicavano mente e cuore, veramente c'era una relazione personale con questi bambini. Qui sono venuto durante 5 anni, faceva freddo, ricordo il freddo di queste aule, le stufe che alimentavamo con la legna, però sono nate amicizie che poi sono durate tutta una vita, relazioni belle. Anche oggi ho rivisto persone proprio di quegli anni, una emozione grande per me. Ho sempre sperato che questa fosse la sorte di questo edificio e grazie a Dio oggi è la sede era naturale, era una destinazione naturale, quindi complimenti a chi ha aiutato, collaborato. E speriamo che questa sia veramente la casa comune. Assessore, oggi è una giornata importante per la comunità di Pieve di Soligo. Dalla Regione Veneto avete parlato dell'importanza invece dei fondi che possono arrivare per sistemare i nostri municipi, i nostri edifici pubblici, a partire dall'adeguamento sismico. Sì, oggi siamo venuti qua perché era importante non soltanto sottolineare, diciamo, l'aiuto economico che la Regione ha dato, ma anche il fatto di essere vicino ai nostri primi cittadini che investono in sicurezza, in efficientamento sismico ed energetico, utilizzando risorse ministeriali, utilizzando risorse regionali, ma anche, come dicevo, la prossima programmazione POR-FESR. Noi passeremo da ben 600 milioni della vecchia programmazione a oltre 1 miliardo a disposizione di investimento sul territorio. Una parte di questi sono anche dedicati diciamo, agli interventi pubblici, quindi ai nostri comuni, ai nostri municipi, per l'efficientamento sismico ed energetico, non soltanto dei municipi ma anche, penso, alle scuole pubbliche. Questo è un importante messaggio che noi dobbiamo dare per tenere alta la barra sulla sicurezza. Beh, è un onore essere qui oggi, anche perché questa era stata la mia scuola elementare, ho frequentato anch'io qui quando ero veramente piccolo, e adesso rivedere, insomma, il municipio, questo edificio, tornare a questo splendore è comunque un bel segnale per tutta la nostra comunità. È stato bello partecipare, è un momento storico per il nostro comune, e spero che, insomma, in questo edificio adesso si possa veramente esserci l'unità di tutti i pievigini, quello che è stato un po' riportato anche dagli interventi di chi è intervenuto sul palco, proprio per fare in modo che questo rappresenti i pievigini, rappresenti la nostra comunità e sia proprio uno stimolo anche a superare le difficoltà degli ultimi mesi. Soldana già più di un anno fa mi aveva così un po' preallertata per questo evento, e devo dire che è anche un po' questa giornata un po' emblematica, no? Del fatto che ci sono le difficoltà, ma poi
come dire, bisogna resistere, essere resilienti e poi insomma le cose vanno a posto e si può ricominciare. Mi sembra veramente un bel segnale. Anche la Proloco di Pieve di Soligo è presente in questa inaugurazione importantissima per la comunità di Pieve di Soligo. Palazzo Vaccari ritorna ai Pivigini. Assolutamente sì, e noi Proloco siamo molto contenti dopo questo anno e mezzo di stop forzato a causa del Covid, ripartire così insieme, uniti e con tanto entusiasmo, specialmente per l'inaugurazione di casa nostra, al nostro municipio. Ecco, Mara, quanti pezzi di spiedo, quante porzioni avete preparato per oggi e quando inizierete a servirle? Abbiamo preparato 2500 porzioni di spiedo d'alta marca e a mezzogiorno sarà servito alla popolazione di Pieve di Soligo. Quanti volontari più o meno coinvolti oggi? Una ventina di volontari che collaborano volentieri perché per il comune di Pieve questo è altro. Allora, quanti tiramisù sono stati preparati oggi? 500. 23 kg di mascarpone, uova, zucchero e 1000 savoiardi. Maestro, è grande il suo legame con la comunità di Pieve di Soligo, per questo lei ha voluto donare queste opere che si trovano proprio nel municipio inaugurato oggi. Sì, perché io sono un grande ammiratore del Veneto. Io ho studiato a Venezia negli anni inizio 60 e così ho conosciuto tanti pittori anche ho conosciuto San Tommaso, Vedova e anche Guidi e allora mi sono molto attaccato qui alla provincia anche perché qua c'era una grande mostra, si chiamava pittura analitica. Possiamo dirlo, il sindaco di Pieve di Soligo è orgoglioso della sua comunità? Molto.